19 mese, derubata della borsa contenente non solo il portafoglio ma anche la cartella clinica della gravidanza. L'appello del marito: per lo shock mia moglie è ricoverata in osservazione, restituiteci quanto avete rubato. Autolavaggio nel mirino tra Mogliano e Casale sul Sile. Sabato sera arrestato dai carabinieri un 34enne veneziano ma è già libero. Primo giorno di zona rossa nel quadrante di via Roma Treviso. Conte conferma no estensioni, non creiamo false aspettative. Intanto nasce la task force tra forze dell'ordine, ULSS e famiglie per combattere il disagio dei giovani. La provincia di Treviso però carente per fasce dei giovanissimi e giovani. La classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore marca seconda in Italia invece per servizi agli over 65. Malore fatale per un 70enne di Pieve del Grappa che stava tagliando l'erba vicino a casa, a trovarlo la moglie che non lo vedeva rientrare. Insulti ma anche minacce di morte all'ex moglie, vittima una 49enne vessata da un imprenditore veneziano del settore nautico. L'uomo è arrivato a spedire fiori appassiti anche all'avvocata della sua ex consorte. Elezioni amministrative, Fiorella Ravagnolo, la nuova sindaca di Borso del Grappa, unico comune del voto nel Trevigiano, sconfitta l'aspirante Lisa Celotto che guidava la lista con Lega e Fratelli d'Italia. Mentre Trump posticipa il 9 luglio i dazi all'Unione Europea, la Marca vede anche nell'ultimo trimestre un calo della produzione industriale. Parco del Sile, per la tutela della biodiversità delle acque e del territorio, via ad un importante progetto finanziato anche con 25.000 euro dei fondi PNRR. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Veniamo alla storia che apre questo telegiornale: una futura mamma di Salgareda, incinta al 9° mese, derubata della borsa contenente la cartella clinica dell'intera gravidanza. Ai nostri microfoni l'appello del marito: per lo shock, racconta, mia moglie è ricoverata in ospedale in osservazione, non sta bene, restituiteci quanto sottratto. L'appello sarebbe che, visto è dato l'accaduto, se qualcuno avesse il buon senso, credo anche difficile, di lasciare mai la borsa con i documenti, magari nelle attività commerciali sotto il portico dinanzi alla scuola. Mauro Donadelli in questi giorni sta facendo la spola tra Salgareda, dove vive, e Pordenone, dove la moglie Alice, incinta di 9 mesi, è ricoverata da giovedì scorso, da quando, cioè, un ladro ha portato via dall'auto della coppia la borsa con all'interno il portafoglio e soprattutto la cartella clinica di tutta la gravidanza. 9 mesi comunque di dati che sono stati raccolti e che dovevano essere portati la mattina stessa presso l'ospedale per fare ulteriori verifiche. C'è una cartellina arancione con su scritto chiaramente esami di, e c'è all'interno tutto il pregresso più la nuova cartellina bianca col suo nome e cognome scritto dove c'era all'interno tutti gli esami. Oltre ai dati c'erano anche tutte le ecografie del bimbo di questi 9 mesi, per una questione anche affettiva. Lo shock subito per il furto ha causato alcuni problemi di salute ad Alice e i medici hanno così deciso di ricoverarla in osservazione. Alice dopo l'evento purtroppo ha subito questo panico ovviamente del furto, ha subito un grosso colpo e per questo motivo è stata ricoverata presso l'ospedale. Ha molti sbalzi di pressione e allora per evitare danni comunque alla madre e per evitare magari ulteriori, ma non credo, insomma, danni al piccolo, potrebbe comunque essere monitorata per essere portata fino al parto. Parto previsto per fine maggio, dopo una gravidanza trascorsa senza alcun problema. Poi, giovedì scorso, il trauma per il furto subito. Un colpo rapidissimo. La coppia quella mattina aveva accompagnato all'asilo il figlio di 5 anni. Al ladro sono bastati pochi secondi per aprire lo sportello prima che scattasse la chiusura automatica e impossessarsi della borsa. I futuri genitori sperano di poter tornare in possesso di quanto sottratto, in particolar modo della cartella clinica. Per noi e per la salute chiaramente di Alice e la famiglia sarebbe da ritrovare tutto ciò che è stato rubato in quella giornata. Nel momento in cui si riesca qualcuno a trovare qualcosa potremo magari elargire una ricompensa, insomma, per il materiale e per il disturbo che ovviamente abbiamo provocato queste persone che magari si stanno muovendo e trovano qualcosa nel territorio. Autolavaggi nel mirino da Mogliano a Casale sul Sile. Sabato sera arrestato dai carabinieri un 34enne veneziano. Hanno scassinato le serrature delle casse degli impianti di lavaggio. Per cosa? Per non trovare niente. A parlare è il titolare dell'autolavaggio sulla Zermanese a Mogliano, preso di mira da un ladro solitario che, arrivato in bicicletta, ha scassinato le 2 gettoniere. Non è da escludere che il responsabile possa essere lo stesso soggetto che ha colpito anche a Casale sul Sile, in via Nuova Trevigiana,
dove sabato sera i carabinieri hanno arrestato in flagranza per tentato furto aggravato un 34enne veneziano domiciliato a Treviso, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo avrebbe forzato 3 distributori di gettoni e la sua incursione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza. Il titolare, che ha assistito alla scena in tempo reale, ha chiamato il 112 e il 34enne è stato fermato con addosso arnesi da scasso e 63 gettoni per autolavaggio marchio X-Oil e Noal Oil, ora sotto sequestro. Vado dai carabinieri che hanno preso questa persona, se hanno qualche informazione in più e che coincide magari alla stessa che è venuta qua da me. Autolavaggi nel mirino in via Zermanesa, ladri in azione anche un mese e mezzo fa, quando hanno portato via dei compressori. Nelle gettoniere qualche decina di euro al massimo, dice il gestore. Il problema vero è lo scasso in sé delle colonnine. Sono i danni che mi hanno fatto e il malessere che mi hanno causato che alla fine non mi fa dormire la notte. Adesso ho provveduto a mettere delle serrature più resistenti nella speranza che desistano a tornare altre volte e farmi danni, perché sono più i danni che fanno che i soldi che possono esserci dentro. Dopo il Daspo arriva anche il divieto di dimora per i 2 fratelli marocchini poco più che trentenni che sabato sera hanno creato scompiglio in via Roma, prima invendo contro il titolare del kebab, poi prendendosela anche con gli agenti di polizia intervenuti sul posto per calmare gli animi. Per i 2 fratelli, difesi dall'avvocato Alessandra Nava, era così scattato l'arresto in flagranza anche perché, stando al Daspo, non dovevano trovarsi in via Roma. Il divieto di dimora arriva al termine della direttissima, con i 2 marocchini rimessi in libertà dopo aver trascorso il fine settimana agli arresti domiciliari. I 2 sono in attesa di giudizio per altri fatti analoghi e per aver messo nel mirino il titolare del kebab, sempre di via Roma, a Treviso, che avrebbero più volte aggredito anche fisicamente. E intanto proprio in via Roma ad oggi è scattata per 40 giorni la prima zona rossa della città di Treviso. I numeri ci dicono che siamo certamente tra le città più sicure d'Italia, tra le prime 3 addirittura. Sul percepito bisogna lavorare e credo che la zona rossa, che è un ulteriore strumento che diamo in mano alle forze dell'ordine per allontanare i soggetti poco raccomandabili, vada anche in questa direzione. Sono iniziati 40 giorni di sperimentazione della prima zona rossa di Treviso, 1 chilometro quadrato di area intorno a via Roma, zona stazione e quartieri limitrofi, scenario negli ultimi tempi di episodi di violenza. In più occasioni residenti e commercianti avevano chiesto alle istituzioni un intervento sul fronte sicurezza. Alla luce degli esiti dei controlli mirati interforze, il prefetto ha deciso per il provvedimento che consentirà l'allontanamento di quei soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti che dovessero adottare comportamenti molesti, aggressivi o pericolosi per la sicurezza degli altri cittadini. Soddisfazione tra chi vive e lavora qui. Per me speriamo che sarà sempre la zona rossa perché è tranquillo, lavoriamo molto bene quando è la zona rossa anche. Visto quello che è successo, secondo me è positivo. Manca la percezione di sicurezza anche solo a uscire alle 7 di sera, anche con la luce. Ci sono stati episodi numerosi, non solo in questa zona. Fanno la zona rossa in via Roma, noi siamo anche contenti, ma la gente di qua, i clienti lo sanno perché vengono volentieri perché sanno che sono protetti. Terminati i 40 giorni si farà un bilancio della sperimentazione e si valuterà il da farsi. E i cittadini non escludono la possibilità di provvedimenti simili anche in altre zone del centro. Iniziamo da qui, vediamo che risultati ci saranno, ascoltiamo anche i commercianti della zona dopo un mese, dopo 3 settimane, dopo 2 mesi, dopo un'estate, vediamo che risultati porta e se la zona si abbellisce socialmente, perché no? Se succede quello che è successo qua, penso di sì. Ma ci pensa direttamente il sindaco Conte a specificare che caratteristiche da decreto ministeriale devono avere le aree di una città per diventare zona rossa. È fondamentale la vicinanza a quei luoghi di forte passaggio come può essere la stazione dei treni, quindi anche nel immaginare ad altre zone rosse a macchie di leopardo invito tutti alla calma, nel senso che intanto non si può fare, significa illudere i cittadini e soprattutto è giusto concentrarsi su quelle opportunità che il decreto prevede. Contrasto e prevenzione di fenomeni di violenza, bullismo e alle baby gang. Via dal 1° settembre la Task Force 118 educativo, promotori ULSS 2 e prefettura, coinvolte anche le famiglie.
L'obiettivo prioritario, come dicevamo, è quello del recupero sostanzialmente delle persone, dei ragazzi, per portarli ovviamente all'interno della comunità e a comportamenti che siano consoni col vivere civile. Una task force interforze, istituzioni e forze dell'ordine insieme all'ULSS 2 per creare una rete di prevenzione della devianza giovanile. Un progetto educativo dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni e in cui verranno coinvolte anche le famiglie e che partirà dal 1° settembre. L'obiettivo è quello rieducativo, attuare un piano personalizzato per ogni ragazzo che ha presentato problemi e inserirlo poi in un percorso a vari step coadiuvato dal terzo settore, sport e volontariato. Un progetto che mette in rete le diverse istituzioni per trovare soluzioni a quello che è un problema emergente. Noi pensiamo che qualsiasi persona possa essere recuperata all'interno della società. È un progetto che vede un patto forte tra la famiglia, il ragazzo, noi ULSS 2, quindi i nostri educatori e le forze dell'ordine. Il centro di riferimento sarà il distretto di Treviso con un numero diretto con le forze dell'ordine che avranno il compito di segnalare i ragazzi in difficoltà. Il primo contatto con il minore e la famiglia sarà fatto con l'educatore sottoscrivendo quello che viene definito un patto educativo. Un passaggio importante perché il minore verrà preso in carico e seguirà un percorso di vita svolto a stimolare le progettualità future e stimolare la partecipazione alla comunità. Sappiamo tutti come sta andando un po' la faccenda con i nostri ragazzini e con le famiglie. Infatti il 118 educativo sarà una risposta che noi cercheremo di dare ai ragazzini e soprattutto anche alle famiglie. Dando degli strumenti andremo a vedere quali sono le possibilità che i ragazzini hanno, perché diciamo che un po' quello che succede probabilmente loro ce lo dimostrano facendo delle cose che non vanno. E aiutare a far crescere la parte buona rispetto così alla parte che poi è giovanile un po' aggressiva, ma noi siamo convinti che comunque si possano recuperare le persone fino alla fine e anche se non riuscissimo a farlo con tutte, anche il 30%, il 20% che abbiamo recuperato, credo che sia un risultato più che soddisfacente. Classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore per fasce di età spicca Treviso, seconda in Italia per quanto riguarda gli anziani, ma è solo 23esima per i bambini e 55esima per i giovani e gli adulti. Italia per servizi agli over 65, mentre per bambini e giovani la situazione non è poi così rosea. Qualità della vita, la quinta edizione delle classifiche stilate dal Sole 24 Ore per fasce d'età traccia ancora una volta una marca in chiaroscuro. Ottimi gli indicatori per gli anziani, dall'aspettativa di vita ai posti disponibili nelle RSA ai servizi sociali. Treviso è seconda in Italia, solamente a Bolzano, e stacca nettamente Trento, che è terza. Ben vengano le classifiche, per l'amor di Dio, si tende magari ad enfatizzare, ed è oggettivo, che siamo la seconda provincia d'Italia per qualità di benessere per gli over 65 e questo è molto positivo, ci dà degli spunti per poter prendere atto su indirizzi che possano farci in qualche modo risalire la classifica rispetto appunto alla qualità della vita dei giovani piuttosto che alla qualità della vita dei bambini. Dobbiamo lavorare sulle nuove generazioni, si paga lo scotto anche qui come d'altronde in tante province d'Italia dell'inverno demografico e di una riprogrammazione da tenere in considerazione a medio-lungo termine. Se si parla di bambini, entro i primi 10 posti la marca piazza un paio di parametri, è quarta in Italia in senso virtuoso per delitti commessi sui minori, sesta come tasso di pratica sportiva tra i più piccoli. Peggio va con i giovani, Treviso è solo 55esima. Paola Roma, presidente dell'associazione Comuni Marca Trevigiana, parte tuttavia dal dato più positivo, il terzo posto nazionale, quindi tra i più bassi del paese, per disoccupazione giovanile. Non abbiamo questa discrepanza rispetto ad altri territori e quindi bene, perché anche nelle pubbliche amministrazioni abbiamo necessità di avere questi ragazzi. Noi lo vediamo attraverso i volontari del servizio civile che poi attraverso il corso-concorso possono lavorare all'interno delle amministrazioni pubbliche. La pagella relativa ai giovani riporta tuttavia dati su cui riflettere. Provincia di Treviso 73esima quanto a imprenditoria under 35, 82esima quando si parla di incidenza degli affitti sul reddito, 90esima in Italia come percezione di insicurezza. Dopo il Covid abbiamo avuto un tracollo per quello che sono le necessità nei confronti dei giovani. Il disagio giovanile ha preso sicuramente ad occupare una grossa parte di quelli che sono gli investimenti non solo economici dei comuni, per cui è un'indagine assolutamente comprensibile, ma
sappiate che ci stiamo dando da fare anche per cercare di sistemare, ecco, le classi che stanno peggio. Treviso sempre più capitale dello sport, con produzioni riconosciute a livello mondiale, modelli societari e sportivi studiati e imitati. A tutto questo ora il sindaco Mario Conte vorrebbe aggiungere l'aspetto formativo grazie alla presenza in città delle università di Padova e Venezia. Sentiamo qual è il desiderio del primo cittadino. Evidentemente è un tema che ha molti sbocchi anche professionali e quando ci sono gli sbocchi professionali serve la formazione. Abbiamo la fortuna di avere l'Università di Venezia e l'Università di Padova e penso che concentrare magari qui in città quei corsi collegati sia nella promozione del mondo dello sport, sia del management sportivo, sia della fisioterapia, sia di tutti quegli aspetti che riguardano il mondo dello sport, portarli qui a Treviso, che ha questo DNA, potrebbe essere una soluzione interessante sia per la città che per i due atenei, che andrebbero a collocare nella città di Treviso, cosiddetta capitale dello sport italiano, tutti quei corsi inerenti al mondo dello sport. A noi stiamo investendo tantissimi milioni di euro per garantire gli spazi all'università, dalla caserma Salsa all'ex Turazza, quindi non è più una questione di spazi, adesso è solo una questione di tempi per terminare i cantieri, ma una volta terminati ci sarà spazio per tutte queste scelte strategiche che possono coniugare opportunità di professionali per il futuro degli studenti e anche continuare a far crescere questa sensibilità sportiva di questo territorio. La politica con le elezioni amministrative, unico comune al voto in questa tornata elettorale, Borso del Grappa, e allora con la tabella, con le grafiche, vediamo qual è il risultato definitivo. Vince è il nuovo sindaco Fiorella Ravagnolo con il 54,26% delle preferenze, alle sue spalle Lisa Celotto con il 45,74%, appoggiata dalla lista Lega Fratelli d'Italia. Questo dunque il risultato. E adesso la cronaca con la tragedia che si è consumata a Pieve del Grappa con un 78enne colpito da un malore fatale. Stava tagliando l'erba con un decespugliatore su un pendio vicino alla propria abitazione nella zona di Valle San Liberale quando ha avuto un arresto cardiaco che gli è stato fatale. Mariano Alberton, 70enne di Pieve del Grappa, è stato trovato verso le 14 dalla moglie che lo aspettava per pranzo. Sono state purtroppo inutili le manovre di rianimazione effettuate dalla stessa donna nonostante la pendenza del posto. Al loro arrivo il medico e gli infermieri di Pedemontana Emergenza hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. La salma, con l'aiuto del medico appartenente al soccorso alpino, è stata issata su una barella e calata per una ventina di metri prima di essere accompagnata e ricomposta alla vicina abitazione e in seguito all'obitorio di Castelfranco Veneto. Mariano Alberton era noto soprattutto per la sua attività di insegnante nell'Asolano. Furgone fuori strada, 5 feriti, dei quali 1 grave. Il drammatico incidente nella tarda serata di ieri a Ormelle. I 5 viaggiavano tutti a bordo dello stesso furgone che per cause ancora da accertare è finito fuori strada rovesciandosi nel fossato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM con l'elicottero e ambulanze. I feriti, 3 di origine indiana e 2 del Bangladesh, sono stati estratti dal personale sanitario e trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo in ambulanza. Uno di loro, in condizioni più gravi, è stato trasportato al Cafoncello di Treviso. Sul posto anche i carabinieri per verificare le cause dell'incidente. Insultata e minacciata tanto da aver paura ad uscire di casa. La vittima è una 49enne trevigiana, accusato di stalker l'ex marito imprenditore nel settore nautico del veneziano. Non ti lascerò in pace finché non muori è una delle frasi che una donna slovena si è sentita dire dall'ex marito, un imprenditore del veneziano di 57 anni a processo per atti persecutori. Si caratterizza per il fatto, per il lignaggio, diciamo così, dell'autore di queste condotte, perché a volte si tende a pensare che questi comportamenti vengano messi in atto da persone di ceti sociali, culturali o professionali bassi, diciamo così, di scarso. Invece in questo caso stiamo parlando di un professionista anche abbastanza noto nel suo ambiente
e di ceto sicuramente elevato, benestante. Una vita agiata la loro, una storia d'amore dalla quale sono nati 3 figli. Poi sono iniziate le discussioni, le litigate, fino a quando l'uomo ha cominciato a maltrattarla, arrivando a picchiarla. È scattata la denuncia, i 2 si sono separati e sono arrivati fino al divorzio, ma l'uomo, secondo la versione della vittima, non ha mollato. Le ha inviato numerosi e ripetuti messaggi, sia a lei che alla sua famiglia, con minacce più o meno velate e offese di ogni tipo. Addirittura, il giorno del compleanno della 49enne, le ha fatto trovare un mazzo di fiori appassiti alla sua porta, così come li ha fatti recapitare anche all'avvocato che l'ha seguita nel processo civile. Ora l'uomo deve rispondere di stalking. In aula la testimonianza della donna, presente anche l'imputato difeso dall'avvocato Francesco Murgia. La donna, seguita dal legale Stefano Pietrobon, ha raccontato di quei mesi di terrore. Ha riferito che da tempo, prima di scendere, prima di parcheggiare la macchina o di prenderla, di uscire di casa, si guarda sempre intorno. A volte è stata costretta a rientrare in casa proprio perché aveva notato dei movimenti strani, perché era seguita non solo da lui, ma lei crede anche da persone incaricate dall'autore, dall'ex marito. I 2, entrambi di origine slovena, hanno divorziato nel 2018, ma nonostante questo gli atti persecutori sono continuati, coinvolgendo anche i figli. L'udienza è stata rinviata al 19 giugno, dove verranno sentiti altri testimoni. Tentato omicidio di Chiarano, Aydin Kukiki, kosovaro di 37 anni, era stato ferito il 7 marzo 2024 in un agguato sotto casa. L'uomo stava andando al lavoro quando è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. A sparare 2 persone a bordo di uno scooter. Per questo fatto era stato indagato il cugino della vittima, un 34enne, tra l'altro arrestato l'8 maggio dell'anno scorso per un cumulo di pena pari a 5 anni e 4 mesi per altri reati, tra cui lesioni personali, spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi risalenti al 2014. La sua posizione ora per quanto riguarda la sparatoria è stata archiviata, anche se sull'indagato, scrive il GIP, permangono però plurimi sospetti. Il pubblico ministero Giovanni Valmassoi aveva spiegato che non sono prospettabili ulteriori approfondimenti investigativi, ferma restando la facoltà di riaprire le indagini qualora si fosse in presenza di nuovi elementi. E restiamo a Chiarano per un'altra vicenda, spari contro il genero. Era successo fuori da una gelateria. Il legale dell'uomo aveva presentato un ricorso per chiedere i domiciliari, ma il riesame lo ha respinto. Rimarrà in carcere Alex Lucchesi, il 52enne accusato di tentato omicidio. L'uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso. Per questo il Tribunale del riesame ha respinto il ricorso presentato subito dopo le dimissioni dell'imputato dall'ospedale dell'Angelo di Mestre dal legale dell'uomo, l'avvocato Giorgio Pietramala. Il 52enne era stato ricoverato per una grave malattia e tra i motivi del ricorso lo stato di salute, che sarebbe incompatibile con il regime carcerario, ed il fatto che Lucchesi aveva subito ammesso la propria responsabilità. Il legale aveva quindi chiesto gli arresti domiciliari, ma per i giudici veneziani non solo sarebbe pericoloso, ma esisterebbe la possibilità che possa ritentare il gesto. Alex Lucchesi lo scorso 24 febbraio si era presentato fuori da un bar di Chiarano dove si trovava il genero e la figlia ed aveva esploso alcuni colpi di pistola, uno dei quali aveva colpito alla schiena l'uomo, ricoverato in gravi condizioni al Cafoncello. Poi il 52enne era fuggito girovagando nel veneziano fino a quando a Ceggia, dove era andato per cercare aiuto dalla figlia minore, per lui erano scattate le manette. A raccontare il motivo che lo aveva portato a sparare contro il genero lui stesso lo scorso 4 aprile, rendendo delle dichiarazioni al pubblico ministero Giulio Caprarola. Secondo la sua versione, il marito della figlia lo umiliava da tempo e qualche giorno prima lo aveva aggredito. Il giorno dell'arresto in tasca Lucchesi non aveva nulla, solo le medicine che doveva prendere. La pistola era stata trovata nell'auto della compagna del figlio qualche ora dopo il tentato omicidio, pistola che Lucchesi aveva consegnato durante la fuga. Per questo la donna era stata anche arrestata. Il fallimento dell'azienda Pilotato, l'accusa per 2 imprenditori è di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Nel mirino delle Fiamme Gialle di Treviso il destino di una ditta meccanica costituita nel 2009 con un volume d'affari annuo medio di circa 1,5 milioni di euro e 4 dipendenti. Le accuse sono 3: l'aver aggravato l'insolvenza peggiorando la situazione debitoria, che al momento del fallimento era pari a 1.400.000 euro, l'aver occultato il dissesto sopravvalutando i
bilanci d'esercizio dal 2014 al 2018 e ancora l'aver subito distrazioni patrimoniali per circa 90.000 euro per compensi ad uno dei 2 amministratori e l'occultamento del saldo di cassa. Infine l'aver ceduto in modo occulto la società ad un altro soggetto giuridico nato dal nulla per proseguire l'esercizio dell'azienda meccanica insolvente senza il peso dei debiti. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Il presidente americano Trump ha annunciato di posticipare al 9 luglio i dazi all'Unione Europea, una boccata d'ossigeno per l'economia che nella Marca vede anche nell'ultimo trimestre un calo della produzione industriale. Siamo ovviamente appesi, tra virgolette, alle decisioni di Trump che sono un po' traballanti, un giorno dice una cosa, il giorno dopo, anzi la sera stessa la cambia, però queste ultime notizie che noi abbiamo, insomma, lo spostamento fino a luglio da una parte fa bene, dall'altro però ci vuole certezza perché si investe quando si ha certezza. Clima di incertezza che già risente delle tensioni internazionali, oggi ulteriormente condizionato dai dazi. Frenano i consumi e gli investimenti, cala la produzione industriale anche nell'ultimo trimestre. Abbiamo un 4,5 in meno di percentuale nell'ultimo trimestre. Abbiamo però continuato ad esportare, ma questo era perché volevano portare a casa prima dei dazi, ecco. Però lo paghi dopo il conto. Evidenti le ricadute di tutto questo nell'utilizzo degli impianti. Abbiamo un calo che si traduce nello sfruttamento degli impianti che è sceso sotto il 70%. Nonostante questi scenari, secondo un'indagine della Camera di Commercio permane l'ottimismo tra gli imprenditori. Direi che il 43% è ottimista per il futuro, un altro 40% è stazionario. Le speranze di una ripartenza ruotano intorno ai segnali positivi che arrivano dal mercato interno all'Unione Europea. Con la ripartenza della Germania, che è il nostro primo partner, si possa recuperare. Non domani mattina, ma certamente verso fine anno. Sfide e cambiamenti nell'imprenditoria femminile, a Roncade l'evento di Confapidonna. Unire, ispirare, connettere le donne alla guida delle piccole e medie aziende del territorio per fare rete e promuovere un modello di leadership fondato sui valori dell'inclusione, ascolto e valorizzazione delle diversità. Sono state oltre un centinaio le professioniste che hanno partecipato all'evento organizzato da Confapi al Castello di Roncade. Confapidonne da sempre è impegnato per cercare di unire le imprenditrici, di aiutarle nei loro progetti, di farle crescere e di sostenerle in quelle che sono tutte le loro difficoltà nelle attività quotidiane. Per questo l'evento è stato mirato a favorire lo scambio di esperienze, competenze e opportunità per portare avanti la parità di genere e l'equità nei contesti aziendali. Continua e persiste la discriminazione di genere, continua e persiste il gap salariale e soprattutto molto spesso siamo penalizzate nel cambio generazionale nelle nostre piccole imprese. L'ambizione del ruolo apicale è ormai evidente e la difficoltà delle imprenditrici femminili, perché io parlo a nome delle imprenditrici femminili, la difficoltà sta nel chiedere crediti agli istituti bancari, perché lì si nota la differenza della fiducia nel confronto delle donne. Siamo donne e imprenditrici, non donne o imprenditrici, e in quella E ci sta un po' tutto il nostro progetto, perché significa non dover rinunciare, non dover scegliere tra l'essere mogli, madri, figlie, ma semplicemente vedere realizzata la propria professionalità e avere lo spazio che giustamente cerchiamo. Parco del Sile per la tutela della biodiversità, delle acque e del territorio, 250.000 euro per il progetto di analisi e sviluppo sostenibile. Rafforzare la tutela della biodiversità e delle risorse idriche attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali e dei fruitori dell'area protetta, dai turisti agli operatori economici fino alle scuole e agli agricoltori. Si chiama PES Biosile, il progetto di tutela che condurrà delle analisi e svilupperà proposte per la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile. Monitorare in maniera
puntuale la qualità delle acque in una zona a nord delle risorgive fino al comune di Quinto. Finanziato con 250.000 euro, di cui 200 da fondi PNRR. Il progetto supportato anche da Etifor, spin-off per l'ambiente dell'Università di Padova. Stiamo aiutando il parco a individuare quelle che sono le pressioni antropiche, quindi le pressioni causate dall'azione dell'uomo che vanno a fare impatti negativi sulla biodiversità del fiume Sile, e questo l'abbiamo fatto anche con l'aiuto proprio delle persone che lavorano e vivono il parco, e poi a partire da questo punto abbiamo iniziato a sviluppare quello che è un catalogo di quelle che sono le soluzioni basate sulla natura. Secondo gli ultimi dati, il 60% dei punti di raccolta hanno un buon indice di salubrità. Con lo studio che terminerà a ottobre si andranno ad analizzare presenza di fitofarmaci e antibiotici, ruolo importante anche quello della comunità. È importante nell'ambito di questo progetto avere un riscontro da quelli che sono coloro che guidano, che vivono il parco, per capire quali sono le migliori soluzioni da adottare. È il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Iniziamo subito con il voto nei due comuni bellunesi interessati da questa tornata elettorale, San Nicolò Comelico e Sospirolo. Allora subito con la grafica vediamo com'è andata a San Nicolò Comelico, il voto definitivo per l'unico candidato, Davide De Rigo Cromaro, con obiettivo in comune, che è stato eletto sindaco. E invece per quanto riguarda Sospirolo, anche in questo caso con la grafica, anche qui un unico candidato e il sindaco è Livia Cadore con progetto Sospirolo. E allora andiamo proprio a sentire le parole della neosindaca di Sospirolo, che insomma è un comune nel quale si è tirato un sospiro di sollievo per aver raggiunto il quorum, che era l'elemento fondamentale in entrambi i comuni perché ci fosse appunto il nuovo sindaco a partire da domani. Sospirolo, ad oggi chi prenderà il posto del mai dimenticato Mario De Bon, scomparso lo scorso novembre. La grande preoccupazione per il comune, uno dei due in cui si trova il lago del Mis, era il quorum previsto per i paesi con meno di 5.000 abitanti in caso di una sola lista, quel 40% che se non fosse stato raggiunto avrebbe portato al commissariamento. Ieri invece, verso le 19, aveva votato oltre il 42% dei cittadini e l'unica candidata è automaticamente diventata il nuovo sindaco del paese. Essere sindaco vuol dire avere un grande impegno, una grande responsabilità, ma anche una grandissima soddisfazione. Io arrivo da un'esperienza di 2 anni da vice sindaco con un grandissimo maestro che è stato Mario De Bon, e del quale spero di portare avanti l'impegno, la volontà e soprattutto l'amore che lui ha sempre avuto per la cittadinanza. E adesso da primo cittadino quali sono i primi progetti, le cose da fare? Noi abbiamo dei progetti che derivano comunque da una continuità che noi avevamo con la lista di Mario e con i programmi di Mario. Quindi abbiamo dei progetti che abbiamo portato a termine, altri che intendiamo realizzare, non da ultimo uno dei sogni che era quello di Mario, cioè quello della realizzazione di un asilo nido a Sospirolo, ed è un progetto che intendiamo perseguire e ne intendiamo portare a termine. Ovviamente saremo molto attenti alle istanze della cittadinanza, perché per la seconda volta noi abbiamo combattuto contro il quorum e non contro un avversario politico, per cui credo che la sensibilità nei confronti dei cittadini, che saranno anche la nostra minoranza, sia sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. A seguito dell'attività di controllo sui locali di intrattenimento disposta dal Questore durante il fine settimana, la squadra volante ha effettuato massicci controlli sugli avventori di alcuni esercizi bellunesi. Nello specifico sono stati controllati 4 locali e più di un centinaio di persone. La squadra di polizia amministrativa della Questura di Belluno invece ha sanzionato con 2 verbali da 1.500 euro il presidente di una società che fornisce addetti alla sicurezza per eventi pubblici. Questi infatti in un caso per un locale di intrattenimento di Cortina e nell'altro per una sagra paesana ritardava e ometteva di comunicare al Questore i nominativi degli addetti alla sicurezza impiegati nelle serate.
Tre eventi fino al 31 marzo 2026, stiamo parlando di spirito olimpico in quota, centinaia i ragazzini coinvolti oggi in comune di Borgo Valsugana. Spirito Olimpico in quota è un progetto da 125.000 euro, di cui 100.000 da Fondazione Cari Verona e 25.000 dall'azienda ULS 1 Dolomiti. Ai più piccoli si parla di valori olimpici, patrimonio ambientale, stili di vita e inclusione nel contesto della rete dei rifugi sani e sicuri. Per una volta ci occupiamo dei sani, sì, e in particolare, come vedete, abbiamo più di 200 bambini delle scuole qui di Belluno e dintorni che hanno voluto partecipare a questa giornata di un progetto titolo Spirito Olimpico in quota, che è un progetto che vuole avvicinare il mondo dei bimbi, dei giovani alle Olimpiadi, non tanto come evento sportivo in sé, ma quanto per i valori che le Olimpiadi rappresentano. Obiettivi del progetto: l'attuazione di iniziative educative interdisciplinari ispirate alla trilogia montagna, sport e salute, in linea con i valori olimpici, valorizzando il patrimonio ambientale e territoriale delle Dolomiti bellunesi. Siamo all'interno di un percorso che da alcuni mesi sta coinvolgendo in maniera importante tutta la comunità bellunese, enti, associazioni, istituzioni, e questo ci aiuta molto come azienda a sviluppare quella che è la nostra mission, cioè garantire la salute nel miglior modo possibile alla gente. È davvero tutto per questa edizione, come sempre vi lascio alla sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.